408 favorevoli, 2 contrari. È passata con la quasi unanimità dei deputati presenti ieri alla Camera la legge olimpica per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e le finali di tennis ATP Torino 2021-2025. La votazione, come prassi nelle ultime settimane, si è svolta per chiamata nominale per garantire le prerogative dei deputati, evitando però assembramenti e assicurando il distanziamento di sicurezza contro il contagio del coronavirus. È la prima pietra che abbiamo messo rispetto all'organizzazione delle Olimpiadi. È una legge che dà un inquadramento generale a tutta la tematica olimpica. Il provvedimento manda 2 messaggi ben precisi, ha spiegato ieri Domenech raggiunto via Skype. Il primo alla comunità internazionale è che il nostro paese intende fermamente mantenere l'impegno assunto a organizzare i grandi eventi sportivi che si era candidato a ospitare nei prossimi anni. Il secondo alla comunità nazionale invece è che lo Stato sosterrà i territori e gli enti coinvolti negli eventi, aiutando anche in questo modo il Nord Italia a creare le condizioni per il rilancio e per la ripartenza economica. L'esame di questo provvedimento costituisce dunque un chiaro segno della presenza dello Stato a fianco dei territori più colpiti dal Covid-19. Credo che sia un passo in avanti molto importante, fatto in un momento di grande crisi, di grande difficoltà del Paese, ma che punta anche a ridare un po' di speranza, a tutti i nostri concittadini. Una dimostrazione concreta, aggiunge Domenech, di come questa maggioranza sia impegnata per fare ripartire il Paese con la consapevolezza che per permettere che tutto ciò accada occorre avere chiara la prospettiva verso cui muoversi, in questo caso puntando anche sulla sostenibilità delle opere e su un grande lascito infrastrutturale nei territori. Il provvedimento, che scade il 12 maggio, passa ora all'esame del Senato.